19 ragazzi della classe quinta dell'Istituto San Benedetto di Rapallo hanno studiato il fenomeno delle migrazioni e lo hanno approfondito con alcune ricerche. Ne è nata una mostra dal titolo Cercando la felicità. Tutto è nato molto spontaneamente. Ho assegnato un compito ai ragazzi, una semplicissima ricerca su termini come migrazione, razza, episodi di tolleranza o intolleranza. Dopo questa ricerca è venuta proprio fuori la volontà da parte dei ragazzi di approfondire questo discorso. Quindi abbiamo deciso, dopo aver capito che la migrazione è un fenomeno del tutto naturale, di dirlo a più persone possibili. Da lì è nata poi l'idea della mostra. La mostra si articola in 5 tappe con allestimenti diversi fra loro: pannelli, foto, slide su supporto informatico, giornali, abiti e oggetti antichi, ed è stata realizzata utilizzando tutti i tipi di fonte, dai libri ai musei, uno su tutti il Galata di Genova, dalle testimonianze scritte a quelle orali. Li ho portati al Museo Galata, al Museo dell'Immigrazione, hanno avuto la possibilità di diventare dei migranti, hanno costruito la loro valigia di cartone, hanno viaggiato in prima classe, in seconda classe, in terza classe in condizioni molto difficoltose. Con i migranti hanno relazionato benissimo, hanno fatto amicizia, hanno capito che veramente la razza è solo una, è quella umana. Un'altra capacità che hanno acquisito i ragazzi è quella di relazionarsi in modo diretto con le persone. Hanno intervistato persone che sono in vita, sono esistite e che fanno veramente tanto per la società di oggi, e quindi hanno anche sicuramente capacità di esprimersi in modo adeguato nel mondo di oggi che lo richiede. I ragazzi hanno raccontato la storia di 4 di loro che provengono dall'estero, degli italiani che emigravano in America all'inizio del Novecento, dei giovani che cercano lavoro all'estero, degli stranieri che arrivano in Italia in cerca di fortuna e di speranza, del modello di accoglienza sviluppato a Riace e dei rapallesi che si sono rapportati con questo fenomeno nei secoli scorsi. Gli argomenti rispetto ai quali loro hanno espresso maggiore interesse sono stati approfonditi. Poi in realtà erano proprio gli argomenti che proprio di attualità, probabilmente ne sentono parlare in famiglia, probabilmente ne sentono parlare in giro, leggono anche loro qualche volta dei giornali, e comunque anch'io a scuola molto spesso e volentieri li informo sulle vicende del mondo.